Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene. Per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Class e Landini. Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra. L'era Liverani inizierà ufficialmente il 1 luglio, visto il contratto che lo lega al Parma fino alla data del 30 giugno, ma intanto il Cagliari ha già posto le basi per poter costruire il futuro. Sarà un Cagliari con un'anima e questo lo dicono i protagonisti, insomma, che sono stati chiamati a rilanciare la squadra rossoblù, tutta gente che ha un forte carattere, che promette, insomma, che sarà un Cagliari combattivo, il Cagliari che lotterà fino alla fine per cercare di ottenere i suoi risultati, e quello che gli si chiede è chiaramente l'obiettivo della Serie A, peraltro tracciato con un contratto di un solo anno. Per poter stare l'anno prossimo devi necessariamente vincere il torneo, ed ecco anche questa una filosofia nuova, quella del porre degli obiettivi per riuscire ad avere degli incentivi, logica assolutamente condivisibile. Dal Cagliari alla nazionale sarda, perché in questi 2 giorni c'è qualcosa di importante che si realizza. La prima trasferta della nazionale sarda, una nazionale simbolica, una nazionale promozionale, una nazionale che però ha una sua natura storica e culturale, anche economica, che chiaramente va seguita e va portata in giro per il mondo. In questo caso nel confronto con un'altra isola del Mediterraneo, perché le isole al suo tempo erano strategicamente importanti per quanto riguarda l'economia e lo sono ancora nelle loro caratteristiche. Ecco, il confronto con la Sicilia al debutto assoluto è certamente una novità in quella che in prospettiva potrebbe anche diventare un evento sportivo promozionale e culturale, nonché politico, che accomuna tutte le isole del Mediterraneo. La Sardegna partirà oggi, è partita oggi con la sua comitiva per Mazara del Vallo, con questi giocatori: Marco Manis dell'Ilva Maddalena, Andrea Mainas della Seminese, Paolo Pilotto della Sigma per quanto riguarda i portieri, i difensori Simone Pinna dell'Olbia, Federico Sirigu della Montepone Iglesias, Andrea Zinellu dell'Ossese, Antonio Ligios del Calangianus, Fabio Porru del Carbonia e Andrea Congiu della Matese. Per quanto riguarda i centrocampisti, Ignazio Carta del Desenzano, Marcello Angeleddu della Villa Cidrese, Francesco Bianco del Tempio, Alessandro Masia dell'Anusei, Alessandro Cadao del Muravera, Andrea De Montis del Muravera. Gli attaccanti: Michele Suella della Montepone Iglesias, Alessio Virdis dell'Ossese, Nicola Meleo del Muravera, Michele Fadda del Guspini e la cosa anche molto bella da raccontare, la sua storia ve la racconteremo proprio anche durante la telecronaca, è Alessio Allegria del Bocholt, una squadra della Serie B belga, ed è stato lo stesso giocatore belga a farsi avanti per poter far parte della nazionale sarda. Vi racconteremo la storia, dove? Su Tele Sardegna, perché ritorno alla telecronaca in diretta domani alle 18:45, la partita verrà trasmessa quindi da Tele Sardegna, la nuova TV che è sbarcata a Cagliari nel canale 13 e che si propone di essere un'alternativa, un compensativo a quello che manca dalle altre parti. Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene. Per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Class e Landini. Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra.